In questa unità formativa vogliamo affrontare il tema del rimpatrio volontario assistito. Andiamo a cercare di capire questa opportunità, a chi si rivolge, come funziona e come è organizzata dal punto di vista normativo. Lo facciamo insieme a Carlo Olivieri, qui alla mia destra, che è stata responsabile della rete RIRVA dal 2009 ad oggi e continua a essere parte di questa rete, con Simona Sordo, che è dal 2009 la responsabile, qui alla mia destra, e con Alice Bruni, che è la referente per il Triveneto del Focal Point della rete RIRVA. Abbiamo con noi anche Marianna Pavan, che è operatrice dell'Help Desk della rete RIRVA. Allora, comincerei chiedendo a Carlo Olivieri di inquadrarci il tema del ritorno volontario assistito, chiarendoci la filosofia di questa opportunità, gli scopi e come si è inquadrata, quali sono i riferimenti della normativa italiana, europea ha dato per regolare questo processo di accompagnamento degli stranieri al rientro al paese di origine. Allora, la misura del ritorno volontario assistito dà la possibilità ai migranti extracomunitari di poter ritornare nel proprio paese con un'assistenza. Questa misura dà la possibilità al migrante di essere accompagnato alla scelta del ritorno, che non è sempre semplice, perché non è semplicemente una migrazione al contrario, ma è un nuovo progetto di vita, e dà la possibilità al migrante di avere pagato il biglietto, di avere un piccolo cash alla partenza per le prime spese e, a seconda del progetto che viene finanziato, anche di essere accompagnato in progetti di reintegrazione nei paesi di origine fino a 6 mesi da rientro in patria. La possibilità al migrante di ritornare con questa forma di assistenza è stata possibile in Italia dal 2000 con fondi del governo italiano per particolari categorie di migranti come le vittime di tratta o i richiedenti asilo che decidevano di rinunciare, insomma, al permesso, al riconoscimento dello status. Dal 2009, grazie al Fondo Europeo Rimpatri, questa misura viene attuata in modo coerente in tutti i Paesi membri, perché è un fondo che è stato istituito in applicazione a una direttiva europea, che è appunto nominata Direttiva Europea Rimpatri, che fissa norme comuni tra tutti i Paesi membri per la gestione del fenomeno migratorio irregolare. Questa direttiva ha raccomandato dal 2008 a tutti i Paesi membri di privilegiare il ritorno volontario dei migranti irregolari piuttosto che quello forzato, e con una decisione specifica ha istituito il fondo. In Italia il recepimento della direttiva europea, in realtà il percorso di recepimento si è concluso nel 2011, quindi noi adesso operiamo con una normativa che è in perfetta coerenza con la direttiva europea Rimpatri, ed è esattamente la legge 129 del 2011, che è stato anche redatto uno specifico regolamento che è denominato Linee Guida per l'attuazione del rimpatrio volontario assistito. In questo regolamento vengono ribaditi destinatari e modalità di attuazione. Con il fondo il governo italiano, attraverso il Ministero dell'Interno, dal 2009 ha attuato la misura con un vero e proprio sistema di riferimento, un sistema di azioni integrate, quindi non solo azioni che concretamente realizzavano il percorso di ritorno, ma anche azioni che vengono chiamate di sistema, come quello della rete RIRVA. Il governo italiano ha detto: dalla nostra esperienza non serve solo realizzare il ritorno, ma creare un sistema di informazione
e di sostegno a chi nel territorio può incontrare il migrante e informarli, e comunque bisogna creare un sistema di informazione e sensibilizzazione che diffonda l'informazione sulla misura e quindi renda più fruibile e accessibile al migrante l'accesso a queste opportunità. Per cui insomma stiamo operando dal 2009 e con la creazione abbiamo creato questa rete di oltre 300 realtà pubbliche e private che hanno come denominatore comune, come elemento comune, il fatto di avere dei servizi di contatto con i migranti. La dimensione del fenomeno. I numeri dei ritorni dalle statistiche che sono state raccolte certo non sono piccoli rispetto ai numeri del fenomeno complessivo delle migrazioni. Se non sbaglio, insomma, i dati Istat parlano ormai che abbiamo raggiunto i 6 milioni di migranti, no, presenti nel territorio nazionale. I dati dei ritorni effettuati con questi fondi vanno dal 228 ritorni realizzati nella prima annualità fino ai 2000 previsti in questa ultima annualità, quindi fino da luglio 2014 a giugno 2015. C'è da dire che questa è una misura che offre un'opportunità a chi non ha le risorse personali e materiali per ritornare nel proprio paese, quindi è quella che noi abbiamo sempre definito una misura che ci consente insomma di ridare dignità a tutti i migranti e anche a quelli che sono più in difficoltà. In totale in questi primi 5 anni di lavoro sono stati 3.219 i ritorni effettuati. I migranti che sono ritornati provenivano da oltre 80 paesi terzi, ma circa la metà provengono da Ecuador, Perù, Tunisia, Marocco e Brasile. E le regioni italiane che hanno espresso, insomma, da cui sono partiti questi migranti sono quelle che naturalmente sono quelle che hanno una maggior presenza di migranti, e quindi le regioni dell'Alta Italia o del centro, quindi Lazio in prima posizione, poi Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Bene, ti ringrazio, e da questo quadro proviamo a entrare nella parte operativa, no?